Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Come avete visto la pillola, oggi ritratteremo un circuito che ho visto è stato richiesto su Face o sui vari social per tagliare legami parassitari, e useremo anche un circuito fatto da Ruggero Moretto per acquisire tramite un liquido, tramite acqua, praticamente la melatonina, cos'è che rinforziamo il nostro sistema immunitario e magari dormiamo bene. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e ricordandovi che lunedì sera alle 20:30 abbiamo in modo gratuito su Telegram un percorso esoterico alle 20:30, ripeto, sempre su Telegram. E poi una news, per chi non lo sa ancora, al mercoledì alle 8:30 su Facebook in live il vostro Marietto Veneziano, gratis chiaramente, offrirà la possibilità di fare una domanda gratuita alle persone che lo riterranno piacevole, e chiaramente vi chiedo sempre però di mettere nome e cognome e data di nascita quando fate le domande. Bene, iniziamo con questa piccola pillola. Prima di tutto vediamo subito la mano della vita, il destino, che potete trovare questa mappa della mano molto semplice sul gruppo di Facebook di Legare Marietto Veneziano e anche nel sito del capitano.altervista.org, dove ci sono parecchi ebook gratuiti di radionica e radiostesia. Vedete, questo perché lo metto per tranquillizzare quelle persone che sono un attimino in apprensione per quello che i mass media stanno facendo in questo periodo, e anche il governo italiano, per proteggere la popolazione, e magari sono un attimino così un po' scossi, e quindi è meglio che prendete le vostre mani e guardate questa linea della vita. E se adesso siamo nel 2020 e voi vedete che la linea della vostra mano arriva qui e avete 50 anni, vuol dire che avete di buono ancora 40 anni. Certo che se avete 90 anni e siete qui, insomma, però se siete in questo raggio qui di azione e vedete che la linea della vita continua, non dovete preoccuparvi di queste cose che stanno succedendo attualmente in questo periodo nel 2020. Bene, ripeto, questo piccolo foglio, questa piccola mappa della mano la si trova gratuitamente nei gruppi di Facebook del Marietto Veneziano e di Legarda e nel sito del capitano.altervista.org. Dato questa rassicurazione che tutti possono prendere in modo gratuito, passo alla prossima. Ricordatevi, Marietto Veneziano, la linea del destino, controllate bene mano destra, mano sinistra. Poi alla fine un giorno farò anche delle piccole pillole su come in un certo senso leggere la mano in grandi linee. Bene, passiamo al prossimo circuito. Chiaramente spero che molti di voi abbiano già visto le varie pillole su come creare un cerchio di fuoco protettivo e un bozzolo di luce intorno al corpo, un piccolo ovetto blu intorno al corpo, e anche la stella di Davide nel cuore. Sono delle piccole meditazioni che il vostro Marietto Veneziano ha messo nel canale in modo gratuito. Se non le avete ancora viste, vi prego, sarebbe bello se le andaste a vedere e ad ascoltare e magari metterle in pratica. Bene, qui invece vediamo la classica croce cosmica, molto potente, la dovreste fissare almeno un paio di minuti. L'ideale sarebbe appenderla in un muro, magari in camera, anche in formato A3, con le sue forme geometriche emana onde di forma benefica che puliscono un po' l'aria, la rinforzano e debellano da parassiti astrali e quant'altro. Comunque è un'ottima protezione, una tra le più potenti. Il vostro Marietto l'ha vista più o meno 5 anni, cioè praticamente più di 50 anni fa. Quindi, fatto questo, vi ricordo sempre che questi circuiti si possono scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Face. E passiamo al prossimo. Il prossimo è il classico quadrante radiostesico per la valutazione, che voi sapete che ormai il vostro Marietto lo usa sempre, vi consiglia sempre di usarlo. Sapete ormai dove scaricarlo nel sito del capitano.altervista.org, è sempre gratuito. E qui c'è il sì, qui c'è il no, e qui non è il momento. Qui si mette il testimone e ipotizziamo che adesso voi volete
in un certo senso tagliare questi legami perniciosi, negativi, energeticamente insani. Quindi mettete qui il vostro testimone o il testimone di quelle persone su cui volete operare. Quindi prendete il vostro pendolino, il testimone, vi ripeto, può essere una foto, un pezzo di capello, un pezzo di unghia, un po' di ovata imbevuto con la saliva di quella persona, oppure un nome scritto, nome, cognome e data di nascita. Quindi chiediamo col pendolino se questo percorso radiostesico e radionico va bene per noi, e cioè tagliare i legami parassitari con un circuito radionico. E vedete che il pendolino dice di sì. Bene, a questo punto siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine. Perfetto. Adesso togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, così vedremo come andranno a buon fine. Vi ricordo che useremo due quadranti oggi, due quadranti specifici, uno per tagliare i legamenti parassitari e l'altro per la melatonina, così se siete un po' in affanno per questo periodo possiamo sia tagliare questi legami parassitari e egregorici e anche rinforzare il nostro sistema immunitario vibrazionale tramite la melatonina. Quindi mettiamo ancora qui il nostro testimone, prendiamo il pendolino e chiediamo come andrà il trattamento. Il trattamento complessivamente andrà in modo molto molto favorevole, vedete? Perfetto. Fatto questo, passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Questo quadrante radiostesico serve per valutare quanto tempo il nostro testimone deve stare sopra il circuito per togliere questi parassiti vibrazionali. Quindi mettiamo il nostro testimone qui in centro, prendiamo il pendolino e vedete subito che il pendolino ci dice come minimo 6 ore, vedete? Quindi noi, se vogliamo pulire il nostro campo, i nostri corpi sottili da questi parassiti, voilà, queste forze energetiche negative, voilà, almeno 6 ore. Bene, fatto questo, cosa facciamo? Passiamo al prossimo, prendiamo questo quadrante radiostesico che si trova gratuitamente nel sito alcapitano.altavisto.org o nei nostri gruppi Facebook, vedete? Bene, e a questo punto mettete il testimone qua, prendete il pendolino e aggreghiamo, vedete? Questo chiaramente è una pillola didattica e quindi mi fermerò prima. Comunque, in ogni caso, voilà, ipotizziamo che il pendolino si fermi, ci fermiamo, prendiamo la nostra macchina radionica e lo poggiamo sopra un posto al sicuro, sopra un armadio, sopra un tavolo, lo lasciamo per 6 ore. Dopodiché l'operazione sarà fatta, avremo tagliato nel nostro corpi sottili questi legami perniciosi, negativi. Poi però cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a letto e dormire tranquilli. Allora il vostro Marietto vi ha già proposto il circuito per la melatonina, ma prima vogliamo sapere quante ore dobbiamo lasciare il bicchiere d'acqua sopra, oppure una bottiglietta d'acqua sopra alla melatonina. Ogni persona deve cercarsi il suo orario. Qui si mette il testimone e chiediamo per quante ore dobbiamo lasciare il bicchiere d'acqua per la melatonina, per fare in modo che si irradi delle vibrazioni della molecola della melatonina a livello vibrazionale, e ci dice più di 6 ore 40, vedete? Cioè 6 ore 35. Bene, fatto questo, prendiamo il nostro quadrante
radionico, scusate, circuito radionico, mettiamo il bicchiere che deve essere rotondo senza lavorazioni, lo riempiamo di acqua, l'ideale sarebbe una bottiglietta chiusa bianca, trasparente, prendiamo il nostro pendolino e lo facciamo roteare intorno all'oggetto su cui vogliamo imprimere e aggregare le forze vibrazionali del circuito radionico per la melatonina. Fatto questo, finiamo e lasciamo per 6 ore e 40 minuti il bicchiere sopra questo circuito radionico, dopodiché possiamo bere un pochettino. Chiaramente all'inizio si bevono poche gocce alla sera e poi prima di andare a letto, mezz'ora prima di andare a letto, e poi chiaramente a dipendenza del proprio fisico e della propria situazione vibrazionale se ne può bere di più o di meno. La misura è empirica, non esiste, come si suol dire, una misura di acqua che uno può berne tot ed va bene per tutti. Ognuno deve testare in un modo empirico su se stesso. Bene, cari amici, anche per oggi la pillola del vostro Marietto veneziano è stata detta a livello radiostesico e radionico. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. E vi ricordo che al mercoledì sera alle 20:30 il vostro Marietto su Face in live da una mezz'oretta di risposte gratuite col pendolino. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.